Comunicato ufficiale del movimento estremista ligure di fine letargo. È iniziata la primavera, siamo usciti dal letargo. Ma non si può spegnere un po' questa cascata, Belin? Vabbè, cambiamo posto. Eccoci qui in area un pochino più protetta. Allora, finito il letargo, è ora di rincominciare l'attività del movimento estremista ligure anti-milanese. È proprio in questa chiave anti-milanese che dobbiamo iniziare subito con una riflessione, perché i tempi sono tutti cambiati, si è tutto girato con... Perché i milanesi, che belli fino a qualche mese fa era tutta gente spocchiosa, belli che se la tirava, con la puzza sotto il naso, arrivava da noi, comandava, fai di qua, fai di là. Belli che sfigati che sono diventati, è la regione più sfigata d'Italia, non fanno un vaccino, niente, c'è Fontana che sembra quello del quadro di Teomondo Scrofalo, allego il quadro di Teomondo Scrofalo. Anche il generale Figliuolo è andato lì e ci ha detto: ma dai che siete bravi, ha cercato di incoraggiarli, come quando ci sono quei bambini che fanno quei disegni che sembrano dei galusci e ci dice che sono delle bellissime astronavi. Dobbiamo fare diversamente, dobbiamo essere anche quasi accoglienti verso questa gente. Una volta venivano nei nostri ristoranti, ci davamo i panzotti con lo sputo nel ripieno, adesso invece ci diciamo: ma vieni meschinetto, ma vieni un po' qui, mangiati un bel piatto di panzotti, e ci sputi nel ripieno comunque per non sbagliare. Adesso siamo diventati noi liguri, quelli un po' spocchiosi, a sentire Toti. La Liguria è il posto più bello del mondo, bellissima di essere a Cape Canaveral. Tra un po' nei nostri video diremo Liguria Suca. In questo letargo invernale mi sono anche preso il Covid e purtroppo la cosa peggiore è che me lo sono preso a Milano, nel quartiere di Lambrate. Sono dovuto stare fermo lì, la cosa veramente raccapricciante, che sono stato vittima di episodi di solidarietà da parte del vicinato, di tutta la gente, della popolazione di Lambrate. Sapete come sono quelli di Lambrate? Arrivavano con delle teglie di lasagna al forno, gente senza scrupoli che ci portava dei salami, uno addirittura mi ha portato anche del pesto. A Milano mi ha portato a me del pesto, l'ho preso come una provocazione, ci volevo tirare uno sputo, però venendo il Covid avevo paura anche di essere passibile di procedimento penale. Ultima considerazione su questa questione della focaccia, che la Crusca ha detto che non si può più chiamare focaccia. Una piccola riflessione filosofica. Crusca, andatevene un po' a fare il culo. Il ritorno dal letargo finisce qui. Io volevo semplicemente farvi un augurio di buona Pasqua e che l'uovo si rompa o si buca comunque anche a Pasqua. Milano Suca, non Liguria Suca per adesso, poi vediamo.